rapporto del pubblico con il compleanno del Padova che si festeggia oggi crea aspettativa, crea tensione nella squadra, è soltanto un piacere. La tensione è chiaro che nel giocare queste partite c'è la tensione, no? Ti crea entusiasmo, ti crea voglia di dare qualcosa di più, sai che c'hai una tifoseria importante dietro, che c'è un passato importante da onorare. La tensione nel calcio c'è e quando uno dicono che non c'è mi viene da ridere, perché sappiamo che ogni partita per noi sarà una scalata e quindi avere un'iniezione di fiducia così ti può veramente distrarre dal fatto di pensare negativo. Domani il Venezia, un derby che insomma è importante anche per la salvezza, perché insomma andare a rosicchiare dei punti ai cugini insomma, in Laguna potrebbe anche far sì che vengano risucchiati nella lotta per la salvezza. Sì, il campionato di Serie B dovete abituare, avete visto anche ieri sera, una squadra ultima ha riaccorciato un'altra volta la classifica e per noi può essere un vantaggio. È chiaro che con un risultato positivo domani ancora di più accresce le nostre qualità. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta. È chiaro che con la vittoria ancora di più aumenteremo queste due corde che metteremo nella nostra montagna, però sappiamo che noi dobbiamo dare continuità di risultati, continuità di prestazioni, di solidità, ed è quella che è mancata un po' all'inizio della stagione. Dopo la prova praticamente perfetta contro il Verona, ora un altro derby Venezia, come si affronta, come è stata affrontata anche la settimana verso il Venezia? Rispetto all'altra settimana è chiaro che c'erano un po' più di problemi perché i giocatori sono arrivati molto affaticati al primo giorno della settimana, ma questo mi ci devo abituare e devo essere bravo ogni tanto a concederli, devo essere, come ho detto, l'orefice che col misurino deve misurare tutti i suoi ingredienti, perché questi 8 giocatori nuovi hanno delle situazioni ognuno particolare. Avete visto che Longhi per una settimana non ha fatto allenamento, non ha niente, però non possiamo rischiarlo per tanto tempo, verrà con la squadra, ma dubito che può essere della partita. Lo stesso problema l'ha avuto all'inizio settimana Gerry, l'ha avuto Cherubin, e quindi dobbiamo essere bravi, io e il mio staff, a cercare di non farci prendere dall'entusiasmo, ma essere bravi nelle situazioni. E quindi questa settimana abbiamo dovuto lavorare anche a regimi un po' più bassi, però ho visto una squadra molto concentrata, tutte le situazioni che provavamo cercavamo di fare nelle migliori condizioni. Oggi l'ho visti molto attenti, concentrati e speriamo che domani porta a casa veramente un risultato importante. Rispetto a Verona quanti cambi e soprattutto il modulo confermato? Cambi uno, cambi uno, esce Longhi e non so chi entrerà. E in più ci può essere una variabile di un altro giocatore a centrocampo, ecco. Però il modulo è quello, la squadra, il suo abito secondo me inizialmente è questo, ho visto che recepiscono bene, si sta affilando ancora di più l'affinità fra Bakoku e Bonazzoli, si trovano, si riescono a trovare, sono bravi a attaccare la profondità e quindi perché un allenatore deve cambiare. È chiaro che la contingenza di cambiare Longhi non mi permette di dare continuità alla squadra che ha giocato con il Verona, però fa sì che può portare avanti anche qualche altro giocatore. Dicevi mister no, che l'unica certezza è che non hai Longhi, sì, che forse potresti mettere un uomo più in mezzo, perché appunto col Verona Puzzetti inizialmente faceva un po' l'elastico nel mezzo, poi avrebbe messo in settimana invece a sinistra con uno in più in mezzo. Potrebbe essere così? Potrebbe essere, però mi viene da dire che Puzzetti domenica è stato uno dei più positivi in mezzo al campo e toglierlo da lì mi scoccia e quindi devo vedere situazioni. Abbiamo recuperato, ho detto, un po' di più di condizione Lollo, però ancora dall'inizio non so se può partire. C'è delle alternative, secondo me Cappelletti l'ha fatto con me, lo può fare, l'abbiamo provato gli ultimi 2 giorni, abbiamo Zambatara, abbiamo Marcandella, Puzzetti all'inizio della settimana come avete visto l'ho provato lì, poi ho visto gli allenamenti, toglierlo in mezzo al campo secondo me può togliere un'arma importante, che col Verona lui è stato quello forse un po' più aggressivo dei 3 centrocampi, quindi mi dispiace togliere, quindi devo cercare di cambiare il meno possibile. Ma Lollo secondo te è pronto eventualmente per l'inizio? No, per l'inizio forse ancora no. Stiamo procedendo passo dopo passo, ci parliamo tutti i giorni, ci parlo, lo vedo ancora più coinvolto, è un ragazzo molto attento, ha avuto un problemino prima di venire qui e quindi anche lui doveva smaltire questo.
però penso che rispetto a domenica, che è entrato mi sembra 12 minuti, possa avere un minutaggio molto ma molto superiore a quello di domenica. Senti, Zenga lo conosci perché l'avversario ti ha giocato una vita praticamente, quindi... Personaggio importante del calcio italiano, ha fatto la storia della nazionale, dell'Inter, dove è andato ha lasciato il ricordo. Stiamo parlando di uno dei portieri forse dei primi 5 a livello mondiale, quindi è stato un giramondo. Ma da allenatore, dico, rispetto a quando era giocatore, ecco, quali sono un po' le sue peculiarità e le sue io non l'ho mai come incontrato come allenatore, quindi per la prima volta domani dovrò capire cosa farà in campo, però l'ho incontrato come giocatore, ci siamo sentiti qualche volta e quindi domani per la prima volta lo incontrerò. È andato a Catania, ha fatto bene, è andato in giro per il mondo, ha fatto bene, adesso si è rimesso in gioco e sta cercando di tirare fuori dalle sabbie mobili una squadra che era partita per andare in Serie A, poi si è trovata invischiata, adesso è lì come noi, diciamo nel limbo, noi siamo un po' più giù, loro sono nel limbo. Quindi devo stare attento a non trovare delle trappole, perché lui molte volte è bravo a fare questo, a crearti delle situazioni difficili da leggere. Senti, invece proprio a livello emotivo, cosa vi ha lasciato la vittoria col Verona? Perché era tantissimo che non si aveva una vittoria così rotonda, così entusiasmante. Come avete vissuto questa settimana proprio sull'onda di quel successo? Io personalmente niente, perché sai che come sono, le sconfitte e le vittorie non mi devono distrarre dal lavoro che dobbiamo fare per scalare questa montagna. Il giocatore è chiaro, ne tratto beneficio, è chiaro che se tu proponi un allenamento e poi vedi che la domenica non vinci, dici ma questo cosa sta dicendo? In più ci agevola l'ha fatto dell'amalgama dei giocatori con la vittoria e che i nuovi vecchi si riescono a miscelare e poi riportare, diciamo, dalla nostra parte tutto il pubblico. E domenica secondo me la cosa bellissima è stato un abbraccio dall'inizio fino alla fine, che deve essere quello che ci accompagnerà fino all'ultima giornata per cercare di fare questa impresa, perché salvare, ho detto, questa squadra è secondo me un'impresa. E domani saranno quasi 1 migliaio. Secondo me è anche figlio della grande prestazione che ha fatto con il Verona. Chiaro che questo per il pubblico del derby, forse il derby, e quindi dobbiamo cercarlo di onorare, di renderli orgogliosi e venire a casa con un risultato positivo da Venezia. Senti, mister, un'ultima cosa. Ieri parlavo con Pippo Maniero, che è un doppio ex, poi è tifoso di Padova, tutto, è cresciuto qua, eccetera. Lui diceva che la squadra è cambiato tanto, col Verona ha fatto una grandissima partita, un grandissimo esploit, poi però il difficile viene adesso, cioè quello di confermarsi nella partita successiva. No, è chiaro. La vedi nella stessa maniera? Oppure... La difficoltà del campionato di Serie B è confermarsi partita per partita. Mi viene da dire, il Foggia era convinto di esserci ormai tagliato fuori dalla lotta dopo la vittoria di Carpi, i 2 punti che avevano dato, si ritrova ad aver perso una brutta partita in casa con l'ultima in classifica, al di là che il Crotone ha dei valori importantissimi, però è questa la Serie B. Ogni partita riserva delle insidie difficilissime. Noi secondo me questa paura di confermarci non la dobbiamo avere, perché noi abbiamo un obiettivo, sappiamo che se scivoliamo non ci interessa, ma se vinciamo non ci interessa, dobbiamo proseguire su questa strada irta e quindi no. È chiaro che confermarsi così non sarà facile, perché la partita è completamente diversa rispetto al Verona. Il Verona è una squadra che palleggia, quindi ti permette di metterti nella posizione giusta anche se sei qualche volta messo male. Il Venezia secondo me ha un attacco più veloce alla profondità, quindi se sei messo male puoi rischiare qualcosa. Questa è la differenza secondo me sostanziale di questa partita.